7 anni dopo la devastazione di Vaia, quando centinaia di migliaia di piante vennero abbattute dalla furia della tempesta che flagellò le terre tra Veneto e Trentino. Sulla piana della Marcesina restano ancora aperte le ferite di una montagna devastata, anche se piano piano la natura sta rinascendo tra i tronchi sradicati, le radici ormai secche e contorte che creano uno scenario quasi irreale. Una natura matrigna e madre, per dirla alla Leopardi, cui si affianca l'importante lavoro dei comuni toccati da Vaia, a cominciare da Enego per la riqualificazione della sua Marcesina. Ferite sì, ma anche tanta voglia di rinascita. Certo, lo si può vedere anche a occhio, insomma, che la natura fa il suo corso, insomma, ci vorranno anni, però già si possono vedere anche passando per i boschi la rinascita delle piantine. Ecco, quello che noi dovremo fare è creare un bosco del futuro, cioè creare un bosco che sia compatibile con i cambiamenti del clima. Siamo stati beneficiari l'anno scorso di un bando di Avepa per 100.000 euro per appunto con Avepa, quest'anno di 200.000 euro. Poi abbiamo partecipato appunto, grazie appunto alla consulenza di Gianni Rigoni Stern, a un bando di Cari Verona che ci ha finanziato. Siamo riusciti a entrare nei 12, insomma, su 50 progetti. Siamo entrati in questo finanziamento che prevede un po' il recupero anche naturalistico di tutta l'area di Marcesina. Oltre a questo prosegue la collaborazione con l'Università di Padova, mirata allo studio delle dinamiche di crescita del bosco, avviato grazie all'intervento dell'agronomo Gianni Rigoni Stern, figlio del grande scrittore Mario Rigoni Stern. E soprattutto con la Marcesina, difatti, con i boschi in generale, con l'altopiano in generale, difatti chi ha letto i suoi libri appunto, certo. Ecco, però ecco, diciamo che la piana di Marcesina lui l'aveva nel cuore. Intanto il Comune continua con il lavoro di riqualificazione della Marcesina, considerando che alla tempesta si aggiunge un'altra piaga, quella del bostrico. Il Comune di Enego dall'emergenza si è mosso per portare via subito dei boschi, il legname. Ora stiamo gestendo l'emergenza bostrico, che è un'emergenza importante che purtroppo sta facendo morire le poche piante che sono sopravvissute al vento di Vaia. Sono tanti i lotti terminati, però nuove aste verranno fatte per il 2026, quindi il lavoro nei boschi sarà ancora tantissimo.